Il caro bollette e l'esplosione dei costi delle materie prime stanno mettendo in ginocchio l'agricoltura del Veneto e il Bassanese non fa eccezione, con molte aziende che sono in difficoltà a far quadrare le spese alle stelle con gli introiti. Inoltre, l'arrivo di nuovi rincari nelle bollette per le famiglie porterà moltissime persone a fare una scelta al momento della spesa e i tagli riguarderanno in larga parte la filiera agroalimentare. La prospettiva è drammatica e Coldiretti ha deciso di far sentire ancora una volta la voce del settore primario in una grande manifestazione a Milano alla quale hanno partecipato anche molte aziende del territorio. Questa mattina abbiamo aperto questo villaggio con un flash mob in cui protestiamo per questi rincari assurdi che ci stanno facendo nelle bollette, nell'acquisto dei mangimi per le nostre bestie e quindi dobbiamo aumentare i prezzi e il consumatore non riesce ad acquistare perché l'aumento non è stato soltanto per noi ma per tutti quanti. È una situazione veramente molto pesante. Presente a Milano anche il presidente di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola, che dalla sua azienda di Tezze sul Brenta sta seguendo da vicino il delicato momento del settore agricolo della Pedemontana, che chiede alla politica interventi per evitare danni irreparabili nell'immediato futuro. L'associazione di categoria ha infatti già posto all'attenzione di tutte le forze politiche una serie di punti che vanno dalle filiere alle risorse per i giovani imprenditori, passando per il contrasto alla fauna selvatica e per la lotta alla siccità. La partita è aperta, ma serve che qualcuno faccia qualcosa subito.